Buongiorno a tutti ragazzi, si fa sempre più presente che a breve un profondo vortice di bassa pressione proveniente dal Nord Atlantico entrerà nel nostro paese. Quindi diciamo una vera e propria sberla, si porterà un maltempo diffuso in tutta l'Italia, ma farà crollare le temperature di 12 gradi rispetto a questa settimana che sta passando, diciamo. Quindi questa previsione è per lunedì, quindi da lunedì in poi ragazzi ci sarà questo netto cambiamento vero e proprio, quindi ci sarà proprio una cosa davvero, si passerà ragazzi dall'estate all'autunno, come questa fotografia che ho messo come sfondo. Quindi ci sono ancora altre 48-72 ore di bel tempo, quindi approfittate di questi altri 2 giorni, massimo 3 giorni di bel tempo ragazzi. L'estate praticamente si chiuderà con questi ultimi 3 giorni. Infatti da lunedì il maltempo incomincerà dal nord Italia, poi tra martedì e mercoledì incomincerà anche il centro e il sud. Quindi arriveranno venti freddi di Bora che soffriranno moderatamente ma forte intensità, comunque non diciamo abbastanza forti, e ci saranno anche correnti di maestrale, così si finirà con questo caldo estivo che fino ad ora l'ha fatta da padrone. Quindi ragazzi è confermato, perlomeno ho letto in quasi tutti i meteo, proprio perché anche io ragazzi non ne posso più di questo caldo. Ho visto tutti i meteo italiani e esteri, tutti sembrano confermare lo stesso. Lunedì ragazzi arriva questo forte maltempo che la chiamano una sberla autunnale, perché crolleranno i termometri anche di 12 gradi, quindi ci sarà un netto cambiamento dall'estate all'autunno, quindi si passerà direttamente all'autunno, ma in 48-70 ore, quindi non è che ci sarà una cosa graduale, no, si passerà direttamente a autunno, se non inverno. Quindi per la settimana prossima ragazzi è confermato, perlomeno dalla maggior parte di tutti i meteo sia italiani che esteri, che l'Italia sarà soggetta a questa perturbazione che arriverà direttamente dal Nord Atlantico. Quindi speriamo bene, e io quello voglio ragazzi, quindi speriamo che finisca questo caldo, perché a sud perlomeno non piove secondo me da oltre un mese e mezzo, 2 mesi, non mi ricordo più l'ultima volta che qui c'è stato un po' di pioggia. Quindi al nord più o meno ci sono state delle piogge, al centro, ma qua a sud proprio ragazzi zero. Perlomeno qua a sud noi non abbiamo avuto, proprio solo calore, calore e calore, quindi è quasi ora che arrivi un po' di pioggia pure da noi. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata, in caso di qualcosa sempre aggiornamenti. Quindi sembra confermato quello che già ho detto in altri video, che da lunedì ragazzi è destinato tutto a cambiare, quindi speriamo bene. Ciao a tutti ragazzi.